Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo subito dal weekend calcistico. Infatti ha giocato la nazionale italiana che ha giocato le prime due partite della qualificazione ai prossimi europei. Una nazionale che non ha iniziato benissimo, infatti nella fantastica cornice di Napoli l'Italia è stata sconfitta 2-1 dall'Inghilterra. Un'Inghilterra che ovviamente aveva un sacco di motivazioni extra, in quanto era stata sconfitta lei in casa nella finale di Wembley degli europei e ha pensato bene di vendicarsi in questa prima occasione. La partita è stata giocata male dall'Italia, soprattutto nel primo tempo, infatti l'Inghilterra ha terminato la prima frazione sul punteggio di 2-0 con due gol creati da calcio d'angolo. Nel primo l'attaccante inglese Harry Kane è riuscito a stoppare il pallone, calciare verso la porta. A causa di una deviazione il pallone è ritornato al centro dell'area dove il centrocampista inglese Phillips ha ribadito in rete. Nella seconda occasione invece, sempre da un calcio d'angolo, si è arrivati a concedere un rigore per fallo di mano. Qui è poi stato Freddo, l'attaccante inglese Harry Kane, a spiazzare Donnarumma. Nel secondo tempo l'Italia ha approcciato molto meglio la partita, è arrivato il gol del 2-1 ad opera dell'oriundo Retegui, un giovane attaccante di origine argentina che alla sua prima convocazione e quindi alla sua prima partita giocata ha trovato subito la rete, dando almeno delle speranze a tutto lo stadio e alla squadra azzurra. Azzurri che però non sono riusciti a pareggiare la partita e soprattutto a creare continui pericoli alla squadra inglese. Italia che quindi accetta questa prima sconfitta e va subito a giocarsi la seconda partita delle qualificazioni a Malta contro la nazionale isolana. Una partita subito in discesa, finito il primo tempo per 2-0, questa volta per l'Italia, ancora in gol Retegui. Nel secondo tempo non è piaciuto l'approccio dei giocatori italiani che invece di cercare di allargare il risultato molto importante per la differenza reti, hanno tirato un po' i remi in barca, lasciando così la partita terminare sul 2-0. Un'Italia diciamo ancora un po' convalescente, infatti incredibilmente Malta aveva avuto la prima occasione del match nel primo tempo, ma è servito uno splendido riflesso di Gigi Donnarumma per salvare la porta azzurra. Ora l'Italia andrà in pausa fino a settembre per le qualificazioni europee, in cui però andrà a affrontare la Macedonia del Nord, il nostro spauracchio che ci ha eliminato dai playoff per i mondiali. Italia che comunque ha tante possibilità di passare il girone, ma speriamo che i nostri azzurri rimangano ben concentrati e non sottovalutino nessun avversario. Passiamo ora al ciclismo. Infatti si è corsa la Milano-Sanremo, una Milano-Sanremo stupenda, decisa dal Poggio. Un Poggio che è stato affrontato in testa per quasi la sua totalità da Tadej Pogacar. Il giovane corridore sloveno ha provato a staccarsi tutti da ruota, ma gli sono rimasti incollati in tre. I due fenomeni del ciclocross, Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, e il nostro Filippo Ganna, che a grande sorpresa è riuscito a rimanere attaccato su una salita ad avversari molto più scalatori. Proprio per negli ultimi metri del Poggio è però partito in contropiede Mathieu Van Der Poel che nonostante avesse solo 5-6 secondi ha fatto tutta la discesa rischiando il giusto e soprattutto sul lungo viale Roma ha dato tutto arrivando a festeggiare così a Sanremo a braccia alzate. Per il corridore olandese è l'ennesima vittoria in una classica monumento. Secondo e quindi primo dei battuti è stato un Filippo Ganna che si è un po' risparmiato nell'inseguimento e ha dato così la stoccata finale proprio in prossimità del traguardo per conquistare comunque un podio molto importante per lui e soprattutto per la sua carriera. Terzo e forse il più deluso Wout van Aert. Quarto Tadej Pogacar che aveva dato tutto in salita e che è arrivato un po' a corto di benzina nel finale. Chiudiamo ora con il tennis in quanto si sta giocando l'ATP 1000 di Miami. Abbiamo il nostro Yannick Sinner che ha battuto anche Dimitrov ed è arrivato quindi agli ottavi di finale.
Yannick Sinner che dovrà affrontare il russo Andrei Rublev e poi ha l'occasione di affrontare una non testa di serie nei quarti di finale e sembra tutto apparecchiato per un altro incontro in semifinale contro Carlos Alcaraz. Ovviamente è tutto da vedere e speriamo che Yannick rimanga concentrato. Chi sta facendo molto bene è anche Lorenzo Sonego, che dovrà affrontare anche lui il terzo turno contro l'americano Francis Tiafoe. Una partita molto difficile per il nostro Sonegod, ma che speriamo possa fare bene. Chi non ha fatto bene è Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, entrambi eliminati al primo turno e anche e soprattutto un po' a sorpresa e non giocando molto bene. Speriamo che possano rifarsi con l'avvicinarsi della stagione su terra. Per questa settimana è tutto. Con Passione Sportiva di Mattia ci vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti, ciao!